veniva da piangere ogni volta che sentivi il violino. Ma pensati. Camilla che erano la radio, che era niente, che non aveva un giradischi. E quindi sentivo la musica della radio di un vicino di qua, per esempio, e allora sentivi Dio che mi toccava evidentemente. E l'era già musica americana? O... No. Musica classica, violini, e sentì che il suono lì mi piaceva tanto e mi veniva il magum. Non so perché, era un qualcosa di dentro che aveva un qualcosa che fa con la musica. Può anche te sei detto un violino? Sì. Prima di suonare la chitarra, prima di cominciare? Prima. Magari avrò 6 anni, 7 anni. Andando avanti sempre la roba la diventava più grossa. Poi andavi all'oratorio e facevi recitare e poi cantare gli operette. Sì. Gli operette li cantavi, toccava mie. Vedi, no. Mi ricordo che una volta mangiamo in dom. Per una cresima, era la cresima e mangiamo a cantare con un urbanista e io cantavo una litania che si chiamava Anima Christi. Ma pensa. Anima Christi, santificame. Cioè una bella melodia. E mangiava in dom. Intanto che cantavi, guardai, sì, che bella, che è bella anche la Gesù qui. E allora la musica la era già prima della chitarra? Sì, evidentemente, la deve essere uscita. Poi, de sura de Camilla, che era della milizia, era una brava persona, giocava per i fascisti, però era una persona apposta e suonava la chitarra e lui si accompagnava e faceva i stornei, i businati, cantava Chirocchi, però Chirocchi mi interessava in no, ma diventa matto per il suono, per il suono della chitarra. Sì. Una cosa, allora comincia a tirarla sopra la mia mamma per avere una chitarra e poi il mio papà la dice ma costa in car e poi dopo un mese piente lì sì no, finché un dì le veniva qua con la chitarra, ogni tanto guardi chi con una chitarra dentro un sacchetto e mi ha detto, ecco, te la chiedo la chitarra, però per un maestro che manca 5 franchi, che è una famiglia povera, vabbè, e vedi, guarda un po'. De Ranges. E allora non c'erano dei metodi, era niente a quell'epoca lì. Poi con la guerra era un po' difficile il discorso. E allora mi in casa facevo i suoi giochi. Poi un giorno ho trovato in strada un figlio, una miss, che ha un anno di me, che poi è diventato un gran musicista, che si chiama Giampiero Boneschi, formidabile, e ciao, come va? Ciao, e lui mi ha detto, te sai che mi studi il pianoforte con la e mi con la chitarra, perché mio papà me l'ha portata qua, però niente, non si fa. Ven su a trovare. E io cominciando a cadere il Giampiero. Ma lui studiava pianoforte? Lui studiava il piano, Sì. era avanti, sapeva. Invece avevo la possibilità di studiare. Andava a scuola con un maestro, insomma, al Sì,
anzi il maestro le veniva a casa sua, allora insomma andava su, lui aveva dischi, giradischi, e lì cominciava a sentire Ellington, Benny Goodman, tutti di quel periodo lì. E che i dischi arrivavano in Italia prima della fine della guerra. Erano magari di dischi vecchi. Cioè, invece il Romano Mussolini, Sì. quando lo conosci dopo la guerra, il Macchunta su che una volta l'era a ca insieme ai suoi fratelli e sentivano un disco americano che avevano ricevuto da poco. Allora, i fascisti, abbasso gli inglesi e gli americani, però Voglio i portarla in dischi... The Frost. The Frost, bravo. E quindi Perché che piaceva anche a loro. a un certo punto arriva Mussolini, papà, e fa, cos'è questa roba? È jazz. Ah, bello. E le andava via. Un minuto e mezzo dopo le torna in tre col violino Ma pensati. e cercava di scimmiuttare quel che sentiva del disco. Al Mussolini, al Benito. Lui, Giusto. il Benito. E questa qui è una rivelazione. Chi se ne Potete andare avanti sì. come fa. Allora andavi sempre in del Giampiero e lui che veniva un'idea bellissima. Allora, ti va su e gioli e se dovesse capitare perché ti trovi quattro notti che fanno piacere alla tua orecchia, telefono. Allora ti cercavi quei corsi senza sapere i nomi, niente. Quattro notti che mi piacevano i miei orecchi, tic. Telefono a Giampiero, così. Senti notti, senza dire il nome perché sapevi no. Din. Le andava al piano, le sta lì un po', poi le torna in tre, ma di il due es un minuto settima. Allora vuol dire, oh grazie, ma se vuol dire re, e se vuol dire minur, e se vuol dire settima. Allora lì mi ha spiegato, mi sono mandato dopo e ho cominciato a fare il barè con l'indice. E stava Nodris, era tutto rissiato come tutti gli altri diti. Allora piano adesso veniva fuori pian pianino il sun, non bel ciao, pian pianino. E poi comincia a pensare, se chi è re minore, mi vo avanti di un tasto. Sono come Sacciama, però veniva fuori una roba compagna. No, ma lui mi aveva detto che andare in su era diesis, se andare in giù era bemolle. Capì? Lì mi pareva adesso già un sacco. Allora pian pianino, un po' questo, poi andavi là, lui mi faceva sentire di dischi, dove era Armstrong è stato una cosa incredibile. E a furia di sentire, per me manca neanche suonare quel tocco lì, e chi che accorda che, e lui mi diceva, mi nonna, ma sembra.